Adesso andiamo a fare una composizione mia. In portoghese si chiama Ar Livre, aria libera.
Lula Galvão, Marcelo Costa. Questo è il Cello Samba Trio. Adesso un omaggio a altro compositore brasiliano che molto piace a noi. Io ho suonato con lui per 5 anni, molto tempo fa, e ho con lui la particolarità che la prima volta che io ho suonato a Italia foi con lui. Egberto Gismonti, suo nome Salvador.
Jacques Morelenbaum, straordinario, complimenti maestro, divino come sempre. Ricordiamo Lula Galvão alla chitarra, Marcello Costa alla batteria, preferisce essere chiamato Marcello come Mastroianni, no? Perché il nostro grande Marcello Mastroianni in Brasile è un mito come tutti gli attori del grande cinema italiano come Federico Fellini.